Un tassello verso la salvaguardia del territorio che ricade nel bacino del Bacchiglione e a scendere nel Padovano. Ancora vivo il ricordo del novembre 2010, quando l'esondazione del fiume portò all'allagamento del centro. Oggi il sopralluogo al cantiere per l'invaso a monte di Viale Diaz, un bacino di laminazione che rientra in un programma più ampio per la realizzazione di opere volte a contenere i rischi idraulici e geologici. Fa parte di un sistema idrografico che è composto da più corsi d'acqua, e oltre a questo bacino di laminazione che si sta realizzando e che noi speriamo entro fine anno sia completato, ci sono altri 2 bacini di laminazione a monte, uno sull'Orolo che i lavori partiranno a breve e uno invece è già terminato, il bacino di laminazione di Caldogno, che peraltro è il primo bacino di laminazione che abbiamo realizzato come Regione Veneto e che è già entrato in funzione anche con l'evento dei primi di dicembre e che ha dimostrato la sua efficacia, perché pur avendo registrato precipitazioni maggiori rispetto a quelle del 2010 e anche a quelle del 66, non abbiamo avuto problemi a Vicenza. Se il bacino di Caldogno dovesse arrivare alla massima capienza e quindi non farcela più, chiaramente a cascata questo bacino è più a valle, quindi questo bacino garantirà un abbattimento della portata di piena di ulteriori 30 metri cubi al secondo. La conclusione dei lavori per l'opera, per la quale sono stati impegnati 19 milioni di euro, è prevista per fine anno.